pomeriggio amici di Eleven Sport, ben ritrovati dallo stadio Basilio Canu di Sennori. Noi qui per raccontarvi l'ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie B femminile, gara che mette contro Sassari Torres femminile e Cittadella Woman. Stavolta Peddio si allarga Marenic, il pallone invece è buono per Devoto che prova a servire adesso la numero 10. Occhio a Marenic che può entrare in area da sinistra, poche compagne da servire, arrivano adesso tutte al centro a riempire l'area, il pallone passa, la possibilità di andare col sinistro per Devoto con la bandierina che era rimasta giù. Riuscita ad allontanare Tola, poi Devoto, la palla passa con Marenic che insegue, Pavana non mette il pallone a disposizione di Toniolo, Marenic riesce anche a superarla. Da puro terzino destro va via benissimo Benedetti, entra in area, poi lascia lì per Conguli, il pallone diventa buono verso Dalberg, sinistro di Dalberg, la gran parata di Deiana, super parata di Deiana. Occhio al break qui con la possibilità di andare fino in fondo per Veronica Benedetti. Occhio a Marinic, vince il contrasto la numero 10, poi apre bene in zona Wagner, vediamo se calcia, il destro di Wagner leggermente largo, evita il colpo di testa Tola, lo fa in maniera particolarmente intelligente, poi però rischia di perdere questo pallone, togliete pure il rischio. Ferin, sinistro di Ferin, ci arriva per prima Deiana. Di evitare il corner, lo fa benissimo anche grazie al raddoppio di una compagna. Dalberg, occhio al sinistro di Masu, ci mette le mani Deiana, arriva per prima Tola e non Ferin. Fadini con le mani, si fa vedere Spez, il pallone invece per Morena Iannazzo. Vince il contrasto, riesce ad evitare il fondo, il pallone che arriva da Devoto, Marenic col destro! Ha sbloccato la partita la Torres, si è sbloccata Jelena Marenic, è 1-0 per le sassaresi, quando mancano praticamente 10 secondi alla fine del primo tempo. Controlla la palla, rimane in campo Cittadella, ancora pericoloso sulla sinistra, riesce a passare Peruzzo, arriva anche il cross, Peddio saltata, altro tiro con sinistro di Ferin, la traversa colpita dalla Cittadella, un passo dal gol dell'1-1. Va col mancino, una palla tagliata, esce Marenic, a inseguire ancora Iannazzo con Saggion, il pallone diventa ancora una volta buono per Cittadella, tutto fermo però. Con la testa Benedetti, Fadini prima dell'avversaria che è Peruzzo, è molto brava a rientrare però la numero 5, ancora Peruzzo che passa, può correre sulla sinistra, arriva il pallone al centro, il destro da parte di Sofia Conguli. Bella palla tagliata che rimane lì, ancora una volta Pavana e c'è una grande parata di Deiana. Tola allontana ma non del tutto e allora Cittadella ancora in avanti. Non la toccare! Non c'è fuorigioco e allora calcio di rigore. Va Conguli, il palo! Si resta 1-0 Torres. Begal allontana come può Blasoni, un pallone che diventa buono per Devoto che però manca l'aggancio. Non ha finito Devoto, arriva per prima e serve Marenic, è tutto buono per la Torres, può correre Marenic, in area Marenic, lascia lì per Devoto, sinistro, a un passo dal gol del 2-0, qua poteva capitalizzare meglio. Si sistema nuovamente la difesa della Torres con Begal che può essere servita, aspetta un attimo di troppo però sta per andare dalla compagna, allora deve servire Ferin. Eccolo il pallone buono per Dalberg, il cross che arriva, Deiana. Brava Marica! No ma di poco, allora Wagner, il pallone che diventa buono ancora verso Flavia Devoto, Marenic può concludere, lo fa col destro, una deviazione e molto brava Toniolo che evita il corner. Conguli, allora c'è possibilità di andare per Peruzzo, va via molto bene in dribbling, è un treno sulla sinistra la numero 5, lascia lì il pallone che diventa buono per Ferin, Blasoni con la testa, ancora possibilità per Begal, la palla rimane lì, Begal col destro, 3 volte Begal, alla fine trova il gol del pareggio del Cittadella con la nuova entrata numero 17 Begal che non arriva sul pallone e allora Benedetti da Ferin,
Pallone largo dove c'è Dalberg, numero 8 può crossare, il pallone che arriva verso il centro, colpo di testa di Blasoni, allontana Iannazzo, palla che rimane lì, Tola non riesce ad allontanare, sinistro, che parata di Deiana! Buono Marica! Che parata tremenda di Marica Deiana, ha tirato un siluro da 1 metro, se non vado errato Ferin. Arriva il cross, colpo di testa, 1 centimetro dal gol del 2-1 Cittadella. Wagner direttamente verso Marinic, corre Pedio, la palla rimane lì, ancora Pedio col destro, tutto fermo però, prova a difendere la rimessa dal fondo, incredibilmente il Cittadella recupera questo pallone, Pedio allontana, in teoria la partita sarebbe finita. Fischia infatti 3 volte Samuel Dania, è 1-1 fra Torres e Cittadella, un pareggio che tutto sommato ci sta per quanto abbiamo visto sul terreno di gioco.